Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Sicurezza a Palermo, in prefettura, vertice presieduto dal ministro Piantedosi, fenomeni preoccupanti ma c'è la reazione dello Stato, le parole proprio del ministro dell'Interno. Estorsioni e mafia, 13 gli arresti della Guardia di Finanza sempre a Palermo, le indagini hanno permesso di ridisegnare l'organigramma interno delle storiche famiglie mafiose dell'Acquasanta e dell'Arenella. A Siculiana, nell'Agrigentino, una banale discussione tra automobilisti degenera in una violenta lite. Tra i feriti un uomo invalido e una donna in gravidanza. Catania, senza sosta l'attività della polizia contro il traffico di droga. Un 21enne arrestato a Picanello mentre si stringe il cerchio sulla sparatoria di piazza Beppe Montana. Oggi interrogatorio di uno dei minorenni fermati. L'Etna torna a sbuffare, dall'INGV avviso arancione per l'aviazione, al momento nessun impatto sulla operatività dell'aeroporto di Catania. E sempre a Catania rinnova il suo legame, la città è un legame indissolubile con Sant'Agata, celebrando con diverse iniziative un giubileo straordinario per i 900 anni della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. A Salina, Cale Sipario sul Mare Festival 2026, tra i premiati anche il trasformista Vincenzo De Lucia che ha conquistato il pubblico con le sue irresistibili imitazioni. Per il calcio è una settimana decisiva in casa Catania per la scelta del nuovo allenatore, la conferma di Forte, il ritorno di Pieraccini e D'Ausilio alle loro società di appartenenza, le prime indiscrezioni di Meccano. Allora avete sentito anche dai titoli, stamattina a Palermo il ministro dell'Interno Piantedosi, prima a Bagheria e poi si è trasferito per l'appunto in prefettura per affrontare il tema dell'escalation di violenza, di attentati che si sono registrati negli ultimi mesi in città. Ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Per noi a Palermo in prefettura c'è Marco Gulà, appena finito da poco il vertice, allora andiamo da lui per farci raccontare le ultime indicazioni che arrivano. Telespettatori, è terminato proprio da poco, da qualche minuto, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura. Noi siamo nei pressi ovviamente della prefettura e ha parlato anche il ministro per l'Interno Matteo Piantedosi, che vediamo appunto in queste immagini questa mattina prima ad Aspra, dove appunto ha presenziato all'inaugurazione appunto del Quinto Savona 15, che è un centro estivo, è un immobile che è stato confiscato alla mafia e che è stato quindi trasformato tra virgolette in un centro estivo per bambini di Bagheria, di Aspra e tutte le zone limitrofe. Poi la seconda tappa della sua visita nel capoluogo invece a Palermo, dove appunto assieme al prefetto Mariani ma anche al procuratore De Lucia ha ovviamente affrontato il tema dell'escalation di violenza in città. Una frase significativa che poi ascolteremo anche nelle prossime edizioni: pochissimi commercianti denunciano. Abbiamo dei dati in mano, ha detto il ministro per l'Interno Piantedosi, e pochissimi commercianti denunciano intimidazioni, denunciano richieste di pizzo, ma lui ha detto lo Stato c'è e soprattutto possiamo garantire assolutamente la tutela verso chi subisce delle richieste di pizzo, chi subisce intimidazioni, chi subisce ovviamente anche degli atti di violenza. Possiamo ascoltare ovviamente il ministro per l'Interno Piantedosi. È una città, un'area metropolitana alla quale dal 1 gennaio 2025 ad oggi abbiamo destinato 850 unità di personale in più tra le tre forze di polizia, con un saldo positivo, un saldo netto positivo, nel senso tra chi usciva per pensionamento o altro e chi invece poi è rimasto, di 99 unità di personale. Questo lo dico perché siccome spesso sento dire bisogna dare il governo non ha dato gli uomini, no, sono numeri, sono agli atti immatricolari e sono controllabili. Peraltro abbiamo la prospettiva adesso, in vista delle chiusure dei corsi, parlo per Polizia e Carabinieri, di assegnazione di altre 90 unità tra luglio e agosto. Alcune abbiamo deciso, le anticipiamo, vediamo di anticiparle ai primi di luglio, quindi altre 90 unità di personale che usciranno dai corsi di Polizia e Carabinieri a breve. Sì, questo è appunto Matteo Piantedosi, che ha appunto parlato qualche minuto fa
un incontro importante, quello avuto con appunto il prefetto Mariani, con il procuratore De Lucia. Saranno anche aumentate le telecamere di videosorveglianza nelle cosiddette zone rosse e soprattutto nelle borgate marinare come a Sferacavallo. Per adesso è tutto, a voi. Grazie allora Marco Gullà. Restiamo a Palermo perché proprio nella immediatezza della visita del ministro Piantedosi c'è stato un blitz antimafia nel capoluogo siciliano, 13 arresti. Il boss ergastolano Raffaele Galatolo continuava a dirigere il clan dell'Acqua Santa grazie alla semilibertà. In manette anche lo storico capomafia dell'Arenella Stefano Fidanzati. Il servizio è di Luca Ciliberti. Ci sono anche i boss Raffaele Galatolo di 75 anni, capomafia dell'Acqua Santa, e Stefano Fidanzati, capomafia dell'Arenella, tra i 13 arrestati nell'inchiesta della DDA di Palermo sulle famiglie mafiose dell'Acqua Santa e dell'Arenella. Proprio Galatolo, approfittando di permessi premio e semilibertà, continuava a dirigere il clan e fare affari. Condannato all'ergastolo, Galatolo aveva ottenuto la possibilità di uscire dal carcere e lavorare in un'associazione di volontariato. Le misure cautelari di oggi rappresentano il culmine di una complessa e prolungata attività investigativa. Entrambe le famiglie, quella dell'Acqua Santa e dell'Arenella, sono strategiche e inserite nel mandamento di Resuttana. Nel registro degli indagati sono state iscritte complessivamente 45 persone a cui vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo delle scommesse. Gli investigatori sono riusciti a ridisegnare l'organigramma interno alle due storiche famiglie mafiose palermitane che, grazie a una fitta e fedele rete di alleati, continuavano a esercitare un controllo capillare sui territori di riferimento. I boss, sia all'Arenella sia all'Acqua Santa, attraverso interazioni con altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, avrebbero esercitato la propria influenza intervenendo nella risoluzione delle controversie e sull'operatività delle attività economiche della cosca, rilevando anche società fittiziamente intestate e incensurati al fine di ripulire i capitali illeciti. Le attività di indagine hanno documentato un articolato sistema di raccolte illegali di scommesse sportive realizzato attraverso l'installazione di punti gioco occulti, la fissazione di quote e la ricezione delle giocate esclusivamente in contanti, con il duplice scopo di generare profitti, evadendo le imposte, e riciclare proventi derivanti da altre attività illecite. E adesso andiamo nell'Agrigentino. A Siculiana una domenica di mare si è trasformata in un incubo perché c'è stata una lite per motivi di traffico, così sembrerebbe, che poi è degenerata in una violenta aggressione ai danni di una famiglia. Feriti un uomo invalido e una donna in gravidanza. Sentiamo il servizio di Davide Sardo. Doveva essere una domenica di mare e relax, ma si è trasformata in un pomeriggio di violenza. A Siculiana Marina, in provincia di Agrigento, una lite per motivi legati al traffico è degenerata in una brutale aggressione che ha coinvolto un'intera famiglia, tra cui una donna in gravidanza e un uomo invalido. Secondo il racconto diffuso sui social da una delle vittime, la donna si trovava nella località balneare insieme al marito, al figlio e alla suocera quando due giovani avrebbero reagito con estrema violenza a una discussione nata per futili motivi. Ad avere la peggio il marito della donna, invalido, che sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni e scaraventato a terra, continuando a subire colpi anche quando era ormai sul selciato. Non si sarebbe fermata qui la furia degli aggressori. La stessa donna, in evidente stato di gravidanza, sarebbe stata raggiunta da un pugno al volto e spinta a terra, riportando diverse escoriazioni. Nel suo sfogo social la donna punta il dito anche contro chi avrebbe assistito alla scena senza intervenire, denunciando un atteggiamento di indifferenza che, a suo dire, ha reso ancora più drammatici quei momenti. Momenti di paura culminati, sempre secondo la denuncia, con minacce di morte rivolte alla famiglia prima della fuga dei due giovani. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Siculiana Peppe Zambito, che ha espresso solidarietà alla famiglia e ha condannato ogni forma di violenza. A Catania, offensiva senza sosta della polizia contro il traffico di droga. Un 21enne è stato arrestato a Picanello e intanto si stringe il cerchio sulla sparatoria avvenuta in piazza Beppe Montana, in mattinata. Anche l'interrogatorio di uno dei minorenni. Tonino De Mana ha fatto questo servizio.
È aperta l'offensiva delle forze dell'ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti. A Catania un giovane di 21 anni è stato arrestato dalle volanti e dagli agenti del commissariato Borgognina per spaccio di droga. Nella sua abitazione, nel rione di Picanello, la polizia ha trovato e sequestrato 4,5 kg di marijuana, 1 chilo di hashish e 46 grammi di cocaina. Indagini sono in corso per risalire ai destinatari del carico e, perché no, agli eventuali e possibili acquirenti. E ruota attorno al narcotraffico invece l'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Beppe Montana, incastonata tra le vie Ustica e Capopassero. In tribunale l'interrogatorio di garanzia per uno dei minorenni che aveva con sé una pistola. A Trappeto Nord a fronteggiarsi sarebbero state due fazioni contrapposte che sembra siano entrate in contrasto per la gestione dello spaccio, business gestito dalla famiglia Calabretta. Equilibri che potrebbero essere saltati, quindi basta veramente poco per scatenare l'inferno, come è avvenuto in piazza Montana, con un bilancio di 3 feriti che poteva avere conseguenze decisamente peggiori. A terra oltre 20 bossoli, a conferma di un vero e proprio conflitto a fuoco che ha visto protagonisti giovani, i picciriddi come qualcuno li ha definiti, e fra i tre c'è il figlio nonché nipote di un pezzo da 90 del narcotraffico di via Capopassero, a testimonianza che la sparatoria potrebbe essere legata ai contrasti per il business della droga. E adesso diamo uno sguardo anche al vulcano Etna, torna a dare spettacolo con l'emissione di una nube di cenere e lapilli che al momento comunque restano confinati in cima al vulcano. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha innalzato il livello di allerta per il traffico aereo dal verde al giallo, poi anche all'arancione. Al momento però non ci sono conseguenze per decollo e atterraggio all'aeroporto di Catania, che continua a funzionare regolarmente. Valori di tremore vulcanico, uno degli indicatori dell'attività proprio dell'Etna, rimangono su livelli medio-alti e conferma che l'eruzione è in corso. A Trapani adesso brucia ancora Montagna Grande, già in fumo oltre 600 ettari di macchia mediterranea. Nella notte a Marsala un incendio ha danneggiato una fabbrica per il trattamento dei rifiuti. Tonino De Mara. Brucia da 3 giorni l'area di Montagna Grande nel Trapanese, con le fiamme che hanno già incenerito 600 ettari di vegetazione, prevalentemente macchia mediterranea. Uomini e mezzi del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco si alternano con il supporto di 2 elicotteri e di 2 Canadair nel tentativo di circoscrivere il rogo che allo stato attuale non è ancora sotto controllo. Operazioni, tra l'altro, ostacolate dal vento di scirocco che alimenta diversi fronti attivi e che spinge il fumo da Salemi verso San Vito Lo Capo. Impossibile fare una stima dei danni comunque ingenti. L'unica cosa certa è l'origine del rogo appiccato in almeno 3 punti. A Marsala si indaga invece sull'incendio che la scorsa notte ha danneggiato l'industria di trattamento di rifiuti di vetro e metallo Sarco SRL. Il rogo si è sviluppato in uno stabilimento incontrato a Ponte Fiumarella. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri e i tecnici dell'ARPA, e la comunità di Borgetto nel Palermitano piange la morte di Alfonso Musso, il forestale colto da malore durante le operazioni di spegnimento di un incendio in via Benvenuto Cellini. L'autopsia farà luce sulle cause, forse fatali le esalazioni dei fumi, mentre insorgono i sindacati che richiamano l'attenzione sui lavoratori, specie per le categorie cosiddette a rischio. Ricordiamo che la vittima, impegnata in un servizio antincendio, aveva 61 anni. E il mondo agricolo siciliano scende in piazza Santa Margherita di Belice per protestare, per denunciare una crisi che mette in ginocchio migliaia di aziende. Tra le accuse alla politica, richieste anche di interventi urgenti e momenti di tensione sono registrati tra agricoltori e amministratori. Questi ultimi comunque, gli agricoltori, lanciano un forte grido d'allarme. Il servizio è di Davide Sardo. Dalla crisi idrica al crollo dei prezzi di grano, vino e olio. A Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino, il mondo agricolo è sceso in piazza per chiedere risposte immediate. Davanti a Palazzo Filangieri di Cutrò, agricoltori, sindaci e organizzazioni di categoria hanno denunciato le difficoltà che stanno mettendo in ginocchio migliaia di aziende siciliane. Nel mirino soprattutto la gestione delle risorse idriche e i ritardi della politica regionale. E sicuramente non è colpa dell'agricoltore, tutto nasce da una gestione politica, a prescindere dal colore politico, a prescindere dall'appartenenza di destra o di sinistra. Questi risultati e questi dati dimostrano che ci sono stati 30 anni di politica che non ha avuto il senso della responsabilità e della tutela del settore agricolo. È prevalso l'interesse
per le multinazionali, è prevalso l'interesse per settori diversi. Momenti di tensione si sono registrati durante l'intervento del commissario del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, contestato da una parte dei presenti. Cuffaro, Lombardo, Crocetta, Musumeci, Schifani, 5 nominativi, quasi 30 anni di governo in questa terra. Siamo rimasti a 30 anni fa. Anzi, siamo molto più indietro perché, come vedono tutti, i ragazzi scappano, l'agricoltura arretra. Dall'Assemblea è arrivato un appello chiaro alle istituzioni: servono interventi concreti e immediati per salvare uno dei settori trainanti dell'economia siciliana e garantire un futuro alle aziende agricole dell'isola. Catania rinnova il suo legame indissolubile con Sant'Agata, celebrando con diverse iniziative un giubileo straordinario per i 900 anni della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Si inizia il 20 luglio con la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquario a cura degli esperti dei Musei Vaticani. Il servizio è di Adelaide Barbagallo. Catania rinnova la sua storica alleanza di fede e devozione con Sant'Agata. In Arcivescovado presentate le iniziative per il 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli, un giubileo straordinario incentrato sul valore della custodia, dell'identità cittadina e della fratellanza. Il 20 luglio in cattedrale la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario a cura degli esperti ai Musei Vaticani. Per 2 giorni, sino al 22 luglio, ostensione straordinaria delle reliquie. C'è stata una ricognizione delle ossa e il cranio sarà esposto in una teca particolare. Sant'Agata diventa anche ponte tra territori. L'8 e il 9 agosto il gemellaggio con Gallipoli e Galatina, con il pellegrinaggio delle reliquie. La festa di mezza estate sarà più solenne rispetto agli anni scorsi, con la presenza a Catania di un legato pontificio, che verrà accolto la mattina del 16 agosto in cattedrale. In serata il trasferimento delle reliquie ad Aci Castello per una veglia di preghiera rievocando lo sbarco del 1126. Il 17 agosto, giorno del centenario, pellegrinaggio a piedi all'alba dalle 4:30 da Piazza del Rotolo alla cattedrale, lungo il lungomare e via Etnea sino in Piazza Duomo, dove avverrà l'incoronazione ufficiale del busto da parte del legato pontificio. La giornata si concluderà alla sera con il pontificale celebrato in Piazza Duomo. Sant'Agata ci richiama alla nostra fede, ci richiama alla testimonianza di fede del nostro tempo, deve parlare al nostro tempo e parla in tanti modi. Catania è una città che deve credere in se stessa e nel proprio futuro, afferma il sindaco trantino. Deve essere la città orgogliosa di queste iniziative che si stanno compiendo, perché Catania parlerà di sé e farà parlare di sé. Il giubileo agatino si chiuderà il 18 agosto, giorno della dedicazione della cattedrale. In Basilica una solenne celebrazione e la consegna degli attestati ai neonati che portano il nome di Agata e Salvatore e riposizione definitiva delle reliquie nel sacello. Novità nella sanità dopo il dietrofront del governo sul decreto dei medici territoriali. Nel focus di oggi, dopo il nostro telegiornale, Giusy Lazzara ne parlerà con Andrea Curti Gialdino, referente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, e Mimmo Torrisi del Tribunale del Malato. Ricordiamo che la trasmissione è in diretta su Telecol a partire dalle 14:30, in streaming anche su Sicilia Web. Le vostre domande al 342 745 5005. Una breve sosta e poi riprenderemo con le altre notizie. Siamo di nuovo insieme a Sicilia 24. Atti, norme e procedure relative al ponte sullo Stretto di Messina risultano incompatibili con le normative europee e nazionali in materia di concorrenza e trasparenza. È sostenuto tutto questo in una conferenza stampa dall'Associazione Invece del Ponte. Il servizio è di Desiree Ferrito. Atti, norme e procedure relative al ponte sullo Stretto di Messina risultano incompatibili con le normative europee e nazionali in materia di concorrenza e trasparenza, è quanto sostenuto in una conferenza stampa dall'Associazione Invece del Ponte. Abbiamo appunto presentato un articolato esposto all'autorità antitrust. L'intera procedura che è stata messa in piedi dal governo si regge sul tentativo di forzare la mano, superare vincoli che in realtà non possono essere superati. Il recente decreto legge, secondo l'associazione, non recepisce inoltre il punto centrale delle osservazioni della Corte dei Conti, l'obbligo di indire una nuova gara quando intervengono modifiche sostanziali al contratto o al progetto, oppure quando il valore dell'appalto aumenta oltre al 50% rispetto a quello originario.
Entrambe le condizioni, spiega l'associazione, si sarebbero verificate nel caso del ponte sullo Stretto, passato da un costo di 3,88 a 10,6 miliardi di euro. È stato firmato un contratto nel 2006. Quei documenti naturalmente non possono essere cambiati. Bene, quello che è successo con il ponte è che invece nel 2006, ma poi anche con la legge del 2023 e con altre normative, sono state cambiate a posteriori documenti di una gara già chiusa. L'esposto inoltre chiede il parere dell'autorità di regolazione dei trasporti, che segnala possibili aiuti di Stato derivanti dai trasferimenti previsti a favore della società Stretto di Messina nella fase di esercizio dell'opera. Adesso siamo agli spettacoli. Vincenzo De Lucia, il trasformista che ha conquistato pubblico e televisione con le sue irresistibili imitazioni, è stato tra i premiati del Mare Festival di Salina, appena concluso. Lo ha incontrato per noi Eva Spampinato. Attore, trasformista e imitatore tra i più amati del momento, Vincenzo De Lucia ha conquistato il grande pubblico grazie a una comicità elegante, mai aggressiva, costruita sull'osservazione dei dettagli e sulla capacità di cogliere tic, inflessioni e sfumature dei volti più noti della TV italiana. In realtà chi è Vincenzo De Lucia? Guarda, come diceva un mio collega, ho perso il mio io, quindi no, in realtà è una persona molto distante da tutte queste donne, che coltiva molto la malinconia da buon napoletano e quindi forse anche un po' lontano da quello che si immagina il pubblico. De Lucia è stato premiato al Mare Festival di Salina, che si è appena concluso. Molto felice di essere qua perché è un posto magico, veramente, sotto tutti i punti di vista. Oggi sono andato in motorino a fare scorribande per tutta l'isola e da togliere il fiato. Da Maria De Filippi a Mara Venier, passando per Barbara D'Urso e Lily Gruber, basta una parrucca, un'espressione, una battuta fulminante ed ecco che le donne della televisione sembrano prendere vita. Perché la scelta di fare tante donne? L'universo femminile è quello che secondo me ha migliorato di gran lunga proprio il mondo. Secondo me il femminile è una cosa di cui abbiamo bisogno assolutamente. Dietro ogni imitazione però c'è molto più di una semplice caricatura, c'è studio, tecnica e una straordinaria capacità interpretativa, un vero dono di natura. Lo dico sempre, arriva tutto da lì, ti puoi sforzare, puoi studiare, affinare, ma se non ti arriva da là un dono, un talento, è difficile andare avanti. E adesso noi ci fermiamo, una breve sosta e poi la pagina sportiva. Siamo alla pagina dello sport. Nella settimana decisiva stiamo parlando di Catania, decisiva per l'allenatore, il direttore sportivo e la certezza. Intanto Forte va verso la permanenza in rosso-azzurro, mentre Pieraccini e D'Ausilio torneranno invece alle loro società di appartenenza. Il Catania non eserciterà infatti il diritto di riscatto. Il servizio è di Marco Carli. Una certezza, le prime decisioni relative al mercato e la settimana decisiva sul fronte allenatore. Il Catania nei giorni legati ai procedimenti sulle iscrizioni ha la certezza ormai nota da tempo relativa al direttore sportivo, con l'accordo già definito 2 anni di contratto con Varrà, che ufficialmente da inizio stagione, cioè dal 1 luglio, ricoprirà il ruolo. Cominciano anche i 3 giorni dedicati ai riscatti. Il Catania ha deciso di non esercitare il diritto di opzione per Pieraccini, per questioni di costo e non di gradimento del giocatore. Il difensore classe 2004 farà quindi rientra al Cesena per fine prestito. Stesso discorso vale per D'Ausilio, che ha un contratto fino al giugno 2028 con l'Avellino e valuterà il suo futuro con la società Irpina. Diversa la situazione di Forte, che dal 30 giugno sarà svincolato dall'Ascoli e all'accordo con il club etneo fino al 2027. Rimane in rosso-azzurro dopo i 9 gol e 3 assist dell'ultima stagione per un attacco che al momento al centro vede Forte, Caturano e Leonardi, ma si parla di altri profili come Parigi, classe 96, 17 gol a Latina e una miriade di club che lo cercano. Tanto permanenze, acquisti e cessioni comunque dipenderà dal nuovo allenatore. E qui si entra nella settimana decisiva. Il favorito è, e si rischia di dire era, se i tempi si allungheranno ancora, Caserta, con cui si tentano di definire le condizioni sulla base del progetto e degli accordi, che prevedono nella nuova linea della società parti variabili. In più c'è l'Empoli che deve decidere, anche se è improbabile che il tecnico resti in Toscana, se non si arriverà alla soluzione De Giorgio, più di Troise e Diana. E adesso invece parliamo di pallanuoto femminile, ritorno delle semifinali scudetto delle Serie 1
Oggi alle 19:30 scendono in vasca per la gara 2 Rapallo e Orizzonte Catania. Le rossazzurre cercheranno di bissare il risultato del primo match della serie, vinto per 16-9 8 giorni fa proprio in casa. La semifinale scudetto si gioca, lo ricordiamo, al meglio delle 3 partite. Eventuale gara 3 si disputerebbe sabato 20 giugno alle 19 alla piscina di Nesima. E con questa notizia ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Fra poco, lo ricordiamo, c'è Giusy Lazzara e Sicilia 24 Focus, si parlerà proprio di sanità. Il telegiornale su Telecolor torna alle 19. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.